Buongiorno da Portoviro, grande inaugurazione di un centro padel straordinario, complimenti a Rusa e naturalmente con la sovrintendenza dell'assessore allo sport Capanna. Allora, Stefano, dico bene? Esatto. Stefano, che avventura è questa? È un'avventura nuova, io sono l'amministratore della società che si chiama Nikita SRL, siamo 6 soci, 6 io libero professionista, gli altri sono imprenditori. Abbiamo ideato questa cosa inizialmente non per scherzo quasi, ma dallo scherzo è diventato in breve tempo realtà e ci sembrava il momento giusto nel posto giusto per il bacino di utenza che può prendere, diciamo, questa posizione. È un'attività che sicuramente manca nella zona e c'è sicuramente richiesta e ne abbiamo avuto modo anche in questi giorni perché ci stanno contattando in molti e poi abbiamo avuto l'idea di non fare qualcosa, diciamo, di mediocre, ma abbiamo voluto fare l'eccellenza subito e abbiamo 4 campi coperti in una struttura adibita a questa cosa, riscaldata, raffrescata con l'angolo bar e comunque più che dei campi è proprio uno spazio che noi adesso penseremo anche di sviluppare, oltre che per la parte sportiva, anche eventualmente per altre cose, potrebbe essere eventi, potrebbe essere collaborazioni, magari anche, ne stiamo parlando adesso con le scuole, ovviamente ne sto parlando così, ne abbiamo parlato 3 secondi fa, e soprattutto un punto di ritrovo per gli sportivi di Portoviro in un ambiente che spero sia il più confortevole ma anche all'avanguardia. Questi sono gli ultimi 4 dei 12 campi di questa tipologia in Italia, quindi abbiamo iniziato subito con un livello alto e speriamo che questa cosa possa avere un buon riscontro. Ecco, naturalmente chiediamo all'assessore un'altra eccellenza a Portoviro, quindi vi state sempre di più confermando come un punto nevralgico del Basso Polesine. Che soddisfazione è, assessore? Io sono molto contento di essere qui oggi ad inaugurare una nuova struttura sportiva per il gioco del padel a Portoviro, innanzitutto perché il padel è uno sport emergente che si sta diffondendo sempre di più e che sono sicuro avrà successo anche a Portoviro, e poi perché ritengo lo sport molto utile non solo perché comporta benefici alla nostra salute, ma anche per il ruolo e la funzione di aggregazione sociale e di inclusione. Quindi ben venga un nuovo sport, una nuova struttura sportiva. Con l'amico Saggia, che è direttore tecnico di questo, di questo centro straordinario, quanti campi avete? Abbiamo 4 campi indoor, Italian Padel, campi unici nel loro genere perché hanno un fondo che in giro non esiste, infatti è un fondo della Pavitex interamente incollato sulla superficie, sulla base, e quindi di conseguenza abbiamo un ottimo rimbalzo della pallina su tutti i punti del campo, cosa non scontata sulle altre superfici di gioco in outdoor. Ecco, tu sei famoso per essere uno sportivo a 360 gradi. Affrontare questo sport cosa implica per te, preparatore anche, e perché ha questo successo questo sport? Allora, parto dalla fine. Questo sport ha un grande successo perché ha una barriera d'ingresso molto bassa, ciò significa che non c'è la necessità di avere una grande preparazione per poter già giocare e, cosa molto più importante, divertirsi, perché se uno si diverte si appassiona e poi nel tempo ci si migliora. In tanti altri sport questa cosa non è proprio così normale. Prendo come esempio il tennis: prima si fanno tante ore in proprio o con il maestro, poi si va a giocare. Sul padel, con il padel basta anche un amico che ti insegna le regole base e poi si parte. Orari, noi praticamente siamo sempre aperti 7 su 7, tecnicamente dal lunedì al venerdì siamo aperti dalle 9 fino alle 23, al sabato andiamo dalle 9 alle 20, domenica idem, e comunque rimaniamo a disposizione in base alle richieste dei nostri clienti. Ma se dici, facciamo un giro insieme e ci spieghi un po' dietro le quinte, dietro al plexiglass, anche un po' di regole dello sport. Allora, per quanto riguarda le regole, sono regole molto semplici che anche semplicemente, appunto, approfittiamo di questa cosa, dietro di noi, anzi davanti a noi abbiamo delle persone che stanno giocando. Regola molto semplice: si batte facendo rimbalzare la pallina dal basso,
la pallina deve rimbalzare all'interno del campo dall'altra parte della rete e poi la pallina è sempre in gioco fino a quando rimbalza una volta nella superficie prima di toccare i vetri. Punto, finito lì. Poi giocando si impara. Pausa musicale e subito dopo ritorneremo a parlare con gli ospiti che abbiamo qui al Padel Center di Portoviro. Buongiorno sindaco, buongiorno. assessore scusi. Sì, ancora sono un essere ibrido al momento. Un'altra eccellenza a Portoviro. Assolutamente sì, dobbiamo ringraziare questi imprenditori che oggi investono nel nostro territorio regalando anche un servizio perché ci stanno chiamando. Comunque il padel ormai è uno sport molto sentito ed effettivamente un punto di aggregazione in più nella nostra Portoviro è sempre una cosa positiva da prendere con lo spirito giusto. Grazie, io auguro buona serata a tutti, vi ringrazio per l'invito e naturalmente vi porto i saluti di tutta l'amministrazione comunale che questa sera, oltre che da me che sono assessore allo sport, è anche rappresentata da diversi altri esponenti. Sono molto contento di essere qui oggi a inaugurare questa nuova struttura sportiva per il gioco del padel a Portoviro, innanzitutto perché, come si diceva prima, il padel è uno sport emergente che si sta diffondendo sempre di più e che sono sicuro avrà successo anche a Portoviro, e poi perché lo sport è molto importante non solo per i benefici che comporta sulla salute, ma anche per il ruolo educativo e formativo che ha nei giovani, per la funzione di aggregazione e di inclusione sociale. Noi come amministrazione comunale siamo molto convinti nel sostenere le società sportive, lo sport in generale e nel contribuire a diffondere i valori dello sport, che appunto sono quelli che aiutano a educare e a formare i nostri giovani che lo praticano. Voglio ricordare che abbiamo appena appaltato i lavori per la riapertura della piscina comunale e per la realizzazione della cittadella dello sport. In ottobre inizieranno i lavori per la piscina e in novembre i lavori per la cittadella dello sport. Questo per dire quanto ci teniamo, e sono due punti qualificanti importanti del nostro programma che i cittadini ci chiedono da tempo, soprattutto la piscina, che noi siamo orgogliosi e felici di realizzare. Concludo facendo i miei più sentiti auguri agli imprenditori che hanno messo in campo questo progetto, complimentandomi con loro. Sono sicuro che avranno successo, non solo perché il padel è uno sport emergente, ma anche perché conosco le loro qualità, le loro capacità, e quindi auguro loro un grande in bocca al lupo. Grazie a Michele Capanna. Io un saluto lo farei fare anche a Valeria Mantoan, che se me lo concedete, è qui con noi, e quindi è sempre un grande piacere. Assessore regionale. Allora, Valeria Mantoan, è una bella cosa per Portoviro, direi un impianto a livello regionale, non provinciale, ma di livello regionale. Assolutamente sì, innanzitutto buonasera, grazie per l'invito, ci tenevo a essere qui perché so che questo è un progetto che è nato tempo addietro, quindi c'è stato tanto lavoro, tanto sacrificio da parte di chi poi ha investito e ha creduto in questa zona, perché non era scontato anche venire a investire in questa zona industriale di Portoviro, e finalmente gli andiamo a dare quel tocco di vitalità anche attraverso questo sport che, come diceva bene l'assessore Capanna, è uno sport emergente, è uno sport che rende la nostra città ancora più attrattiva, e so anche che vi sono 4 campi coperti, quindi va a completare l'offerta che daremo noi con la cittadella dello sport, perché sono chiaramente campi all'aperto, e quindi è un qualcosa che viene a coniugarsi perfettamente con l'intento dell'amministrazione. Dopodiché finalmente vi farete provare sto padel, perché io non ci ho mai giocato, qua immagino ci siano tutti i giocatori. Ci sono i maestri. Beh, abbiamo degli aspiranti giocatori, diciamo così. Comunque io faccio l'in bocca al lupo, perché credetemi, non è scontato al giorno d'oggi da imprenditori investire e metterci del proprio in attività che sono a volte anche nuove, a volte anche così non si sa che tipo di risvolto potrebbero avere, ma io sono sicura che sarà un successo, perché, come diceva Michele, questi ragazzi sanno la loro. Quindi tanti auguri, in bocca al lupo, mi raccomando tutti iscriversi a padel, vedo già un giocatore là, Davide Marangoni, sei tu, sì? E quindi ragazzi, buona serata e buon proseguimento. Grazie a Valeria Mantoan. Noi siamo pronti con il taglio del nastro. Non so Stefano se vuoi
dirci qualcosa? Insomma è un momento di grande emozione per voi che avete investito tanto sudore, tanto denaro, tanti sacrifici in quello che andremo a vedere tra poco. Finalmente direi. Finalmente, taglio del nastro, andiamo con Andrea con la musica e noi continuiamo la nostra diretta radio, andiamo a tagliare il nastro. Credo che sia la canzone degli sportivi, siamo un po' magari in un momento di grandi successi. Ecco che andiamo a tagliare il nastro ed è inaugurato il centro padel di Portoviro, ufficialmente aperto da domani per le vostre prenotazioni, già operativo settimana scorsa con l'Open Week, dove tanti addetti ai lavori hanno potuto provare questi campi, questa bella realtà che oggi ha preso vita qui a Portoviro. Direi inauguriamo anche il buffet con gli amici di Mille Sapori che ci daranno l'opportunità di fare un bel brindisi di